Sentimi di dire una cosa. Allora, Marco ha ricordato ovviamente Nicola Sartorello, con il quale io ho avuto il piacere comunque di lavorare, di conoscerlo. Entravo nel suo ufficio e trovavo una montagna di carte, veramente. Lui sapeva esattamente, gli chiedevi un qualcosa e sapeva esattamente dove stava, quindi aveva nel suo ufficio veramente un'enciclopedia. Era un uomo di grande conoscenza, di sempre una grande presenza e grande disponibilità. Tra l'altro vi racconto un aneddoto. Quando io sono stato nominato presidente, che sono arrivato dopo Marco, nessuno aveva il coraggio di entrare nell'ufficio Nicola. È rimasto per molto tempo, così come lui l'ha lasciato, in ricordo di quello che per noi è stato un grandissimo direttore, ed è per questo che io vorrei stasera ricordarlo in presenza anche di quella che è stata la sua compagna per una vita. Vorrei Alessandra qui con noi a ricordare. Per ricordare. Grazie Alessandra, un po' di commozione credo che sia di noi. Però ti garantisco che quello che stiamo qui stasera, l'affetto che puoi sentire da parte di tutti noi, è un affetto sincero per un grande uomo che ha dato veramente tantissimo in termini personali, in termini di valore, in termini umani a tutti noi. Grazie davvero per il grande lavoro. Vi ringrazio perché mi scalda il cuore sentire che anche nei vostri pensieri, come nel mio cuore. Grazie ancora, un po' di commozione ci sta. Alessandra, ovviamente Nicola Sartorello che ha permesso che la Federalberghi arrivasse a questo 50° anniversario così solida, così piena di visioni di futuro, perché Sartorello era un uomo che aveva una visione di futuro, tant'è che lo ricordiamo sempre, proprio l'aver costituito anche questo sito web, questa apertura sull'estero in un momento in cui magari non eravate ancora così proiettati. Guarda, io però abbiamo visto è giusto continuare, no? A guardare il futuro nel solco della tradizione. Sartorello credo che sarebbe stato veramente molto, ma molto orgoglioso di passare il suo testimone, il suo ruolo a Marco Gottardo.